Ben ritrovati qui con noi su Radio.0, come promesso ritorniamo a parlare di eventi belli nel nostro territorio, nel nostro Friuli Venezia Giulia, e parliamo di Aria di Friuli Venezia Giulia. Questo appuntamento, questa edizione 2022 con la festa del prosciutto di San Daniele, che ritorna in questa formula, la kermesse enogastronomica programmata dal 26 al 29 di agosto nella città di San Daniele del Friuli. Questa storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra uno dei prodotti di eccellenza della nostra regione, il prosciutto di San Daniele DOP, nel suo luogo di origine. Ma ci saranno veramente tantissimi appuntamenti a cui partecipare, non solo quindi stand enogastronomici, ma anche tanti prodotti proprio dell'enogastronomia locale, il formaggio Montasio DOP, vini bianchi, prodotti a marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Insomma, ce ne sarà veramente per tutti i gusti. E poi ancora laboratori di degustazione, masterclass guidate a vini e birre, prodotti DOP del territorio, stand enogastronomici, picnic e anche visite guidate ed escursioni proprio alla scoperta delle bellezze del territorio. Ma noi andiamo subito a sentire di più. Intanto anche tutte le informazioni sull'evento sono disponibili su eventi.prosciuttosandaniele.it, ma vi racconteremo di più anche avvicinandoci all'appuntamento. Andiamo a sentire di più direttamente dalla conferenza stampa di presentazione con l'assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, Nicola Martelli, vicepresidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Pietro Valente, sindaco di San Daniele, e Claudio Filippuzzi, presidente di AgriFood FVG. Andiamo a sentire il servizio. Oggi abbiamo fatto la conferenza stampa per questo importante evento, un evento che sta caratterizzando la storia anche del Friuli Venezia Giulia ormai da 35 anni. Quest'anno abbiamo richiesto un format diverso, un format in grado di abbracciare un po' tutte quelle che sono le bellezze, i luoghi, le ricchezze che la regione Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire. Quindi focus indubbiamente sulla città di San Daniele, patria del prosciutto di San Daniele, ma la possibilità anche per i turisti, tanti turisti che visitano questa manifestazione, di poter beneficiare anche di tutta una serie di servizi offerti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma un evento che cresce. Mi presento, sono Nicola Martelli, vicepresidente del Consorzio di San Daniele. Siamo felici di trovarci in questa occasione per presentare Aria di Festa, che finalmente torna a casa dopo 3 anni particolari, dopo 3 anni nei quali abbiamo avuto l'opportunità sì di girare l'Italia, ma non abbiamo potuto ospitare ovviamente i numerosi visitatori nella nostra città. San Daniele è unica, San Daniele è riconosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, oltre che per il suo prosciutto di San Daniele. Quindi siamo ben contenti di questa opportunità di poter anche integrarci con la regione Friuli Venezia Giulia, di essere rappresentanti della regione e delle sue caratteristiche e di integrarci con altri eventi che ci saranno nel territorio. È una grande soddisfazione per il Comune di San Daniele il rivedere la festa tornare nella sua città dopo purtroppo un paio d'anni durante i quali non è potuto tenersi. Ecco, San Daniele con la festa di San Daniele, che quest'anno è Aria di Friuli Venezia Giulia, ospita anche tanti altri prodotti d'eccellenza che affiancano il San Daniele, che come ho detto più volte insieme a San Daniele fanno una squadra di prodotti d'eccellenza da Champions League. Per noi diventa facile quindi raccontare la nostra bella città, il nostro bel territorio, che è fatto di colline, che è fatto di fiumi, che è fatto di un bel ambiente, che è fatto anche di enogastronomia, ma anche di cultura e di arte. Quindi che dirvi, vi aspettiamo a San Daniele a fine agosto dal 26 con l'inaugurazione che sarà aperta da un bellissimo concerto della banda dell'aeronautica militare. In piazza 4 novembre in centro a San Daniele sarà presente anche un'area dedicata alle aziende a marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, il marchio collettivo, e anche una serie di manifestazioni, di iniziative per la promozione del marchio. Naturalmente i prodotti a marchio saranno presenti anche negli altri stand al di fuori di questo contesto focalizzato sul marchio, ma riteniamo che sia una vetrina importante per far conoscere il marchio, per far conoscere le aziende, far conoscere anche quali sono, le linee guida di sviluppo che noi intendiamo seguire per le aziende, per l'economia di questa regione dedicata all'agroalimentare.